Oggi siamo a San Vendemiano per conoscere meglio Ristorazione Ottavian, una realtà leader nel settore della ristorazione collettiva che fa della buona cucina non solo una tradizione ma un'autentica vocazione. Venite con noi. Ci può raccontare la storia della vostra azienda, come è iniziato tutto? Io lavoravo alla Del Vera e avevamo un spaccio e sentivo che veniva avanti questa proposta di creare una mensa all'interno di questa azienda. Io sono andato a casa e ho detto ai miei genitori e a mia madre, che era quella un po' che aveva uno spirito diverso da quello di mio padre, era più, veniva fuori da una famiglia di operai, lui era un contadino, e gli ho detto: mamma, c'è questa possibilità di aprire uno spaccio e poi dovrebbe venire fuori una mensa, ma nel futuro, non nell'immediato. Così è stato, abbiamo preso questo spaccio, poi abbiamo cominciato a fare i primi piatti in questa azienda e da lì abbiamo iniziato tutta questa la nostra storia. Da là abbiamo preso altre aziende della zona e pian pianino io da tappezziere sono diventato uno che faceva pasti, che non sapevo fare da mangiare io. Però abbiamo avuto fortuna per la capacità della mia famiglia, di mia madre, e da lì è cominciata la nostra avventura e abbiamo preso un'azienda alla volta e così siamo diventati quello che siamo. Che cosa serve per produrre pasti su così larga scala? Non basta semplicemente saper cucinare bene. Negli anni si sono sviluppati dei settori con delle persone dedicate per quanto riguarda l'ambiente, l'energia, la sicurezza alimentare e il controllo di gestione. Non ultimo la sostenibilità, che è l'ultimo obiettivo che ci siamo posti già per il prossimo anno, di avere il bilancio sostenibile. Abbiamo poi delle figure all'interno che si occupano della logistica, che è fondamentale per coadiuvare la produzione interna e le consegne, le veicolazioni di tutti i pasti e delle spese dove ci sono le unità esterne con le cucine. Abbiamo anche dei sistemi di controllo, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista sanitario interni. Facciamo molta formazione interna perché per creare delle sinergie tra tutti i reparti e tutte le unità esterne la formazione è fondamentale per riuscire sempre a parlare la stessa lingua, a capirsi e a tenere sempre unito l'unico obiettivo per tutta l'azienda. Usiamo molto la comunicazione, perché anche comunicare tra i diversi reparti è fondamentale nel nostro settore, perché produrre pasti è un settore molto delicato, deve sempre essere alta l'attenzione su come si lavora e come si manipolano le materie prime. Potete darci qualche numero? Quanti pasti preparate al giorno? Dove? Quali sono le realtà che servite? E magari il fatturato? Lavoriamo nel settore della ristorazione e il nostro fatturato è suddiviso in diverse fasce di clientela, si divide in commerciale, quindi tutti i ristoranti self-service che abbiamo, che sono 6. Abbiamo la ristorazione aziendale, la ristorazione scolastica e la ristorazione socio-assistenziale. Diciamo che in percentuale la fa da padrone la ristorazione aziendale, di conseguenza la ristorazione commerciale, scolastica e socio-assistenziale. Produciamo 25.000 pasti al giorno e abbiamo chiuso un fatturato del 2024 con 34 milioni di euro e chiuderemo il 2025 in previsionale di 37 milioni di euro.